SIR 2 è la linea del tram che andrà da Vigonza a Rubano, da est a ovest attraversando il centro di Padova. Una linea dunque che coinvolge altri due comuni e che entra nel vivo della progettazione, anzi nel vivo dei cantieri che apriranno tra poche settimane. Il tram dovrà poi funzionare entro il 30 giugno 2026. In questi giorni sono state fatte alcune modifiche, da quella al capolinea di Vigonza, che sarà spostata anche come richiesto dalla popolazione, allo spostamento di alcune fermate di Padova, un paio in Corso Milano e quella di via Trieste cancellata per fare spazio a Piazza De Gasperi. La stazione sarà il nodo cruciale. Il nodo della stazione ovviamente sarà molto delicato e interesserà anche per un consistente numero di giornate lavorative i prossimi tempi, e quindi per quanto riguarda quel lotto, che è il lotto est, sicuramente anche il lotto ovest riserverà comunque dei momenti di approfondimento importanti. I tempi sono rispettati, tra poche settimane inizierà anche la demolizione dell'ex caserma Romagnoli. Dalle prossime settimane iniziano i cantieri veri e propri della piattaforma tranviaria, in particolare nella zona della stazione. Sfruttiamo l'estate, abbiamo 2 estati di fatto, tra cui il 30 giugno del 2026 su cui lavorare, quindi sono i periodi dove si cercherà di fare, sia per quanto riguarda il SIR 3 ma anche per quanto riguarda il SIR 2, i lavori che saranno un po' più impattanti in termini di viabilità. A est si dovrà tenere conto anche del nuovo ospedale, mentre i fondi del PNRR non ammettono deroghe. Il SIR 2 dovrà iniziare a trasportare i padovani entro il 30 giugno 2026.